Appassionati di futsal, buon pomeriggio dal Pala Frascati, dove oggi vi racconteremo il derby della capitale, Roma contro Lazio, match valido per il recupero della settima giornata del girone B della Serie A2 di calcio a 5. Con calma la Lazio che accelera sull'auto di sinistra, la sterzata via centrale, il tiro e poi si salva Rodriguez. Attenzione alla manovra biancoceleste, la conclusione, palla che va sull'esterno della rete. C'è Guto, palla mossa in avanti a cercare Santos che la mette giù col petto, la tiene Santos, si libera Santos, Tarenzi ci mette una mano, da Silva, ora ci crede la squadra giallorossa, la palla per Batata, in verticale Santos per Batata, Tarenzi e il gol! Batata! Cambia il parziale al Pala Frascati, 1-0 in favore della Roma, la rete di Capitan Batata che poi va ad esultare sotto le nostre telecamere. L'esultanza del capitano giallorosso. Roma 1, Lazio 0 a 6 minuti e 38 secondi dall'intervallo. Cambia il parziale al Pala Frascati, da Silva, si gira il numero 8, carica il mancino! Da Silva, il raddoppio della Roma con la rete del numero 8, da Silva. Un mancino chirurgico del numero 8 che non ha lasciato scampo a Tarenzi. Lupi va in mezzo e la palla termina in porta. Incredibilmente il gol della Lazio con Jacopo Lupi. Inizialmente non sembrava gol, ma alla fine la palla è trovata in fondo al sacco. La Lazio la riapre immediatamente col suo capitano Jacopo Lupi. Prova ad andare via col taccolo con questa bene Nicao. Attenzione alla Lazio, Nicao! Rodriguez si allunga e mette in corner. Il giapponese col destro a cercare ancora Lupi. La tocca in mezzo di ritorno per Amasawa. Palla che colpisce in pieno la traversa. Ma la palla arriva a Santos che fa il suo ingresso in questo secondo tempo. Santos si gira, Ruzier si molla, Santos la tiene in campo, palla in mezzo e Batata sfiora la doppietta, spalla alla porta, poi si gira Santos, Tarenzi in calcio d'angolo. Santos è una furia in questa ripresa, palla battuta sul calcio d'angolo, Batata e poi la palla sul palo, si salva la Lazio. Batata colpisce il palo, poi esce Rodriguez, la porta è vuota, Batata deve in tensione, prova la conclusione, Tubau! È un gol fantastico! Tubau dalla propria metà campo, beffa Rodriguez che era uscito fino alla metà campo e col mancino sigla la rete che vale il 2-2. E la porta via il compagno, alla fine però la meglio Flores che serve Dionisi e poi la rete di Flores che ribalta il risultato. La Lazio avanti quando mancano 13 minuti e 32 secondi ancora da giocare. La Lazio completa la rimonta e si porta avanti per 3-2 sulla Roma. La palla arriva a Lupi che prova col destro, Rodriguez ci mette una pezza, palla in calcio d'angolo, alza la sfera Flores, Batata la allontana ancora per Flores, buona poi Ruzier in mezzo da Flores. Lazio show al Pala Frascati, 4-2 la rete della Lazio che si porta sul +2 e arriva il time out chiamato dalla panchina della Roma. Colletta in avanti per Santos, si gira Colletta e la terza rete della Roma. Si riapre la sfida a 6:48 dalla fine, la Roma non è ancora morta, si riporta a -1, la rete di Colletta riapre la sfida, una sfida che di fatto non è mai stata chiusa. Poi riconquista ancora Batata per Santos in mezzo, Guto e poi Tarenzi la salva sulla linea. Ci prova la Roma, Guto, poi ancora Santos, palla in mezzo, si gira la rete, Gastaldo, esplode la gioia della Roma che a 1 minuto e 14 secondi dalla fine sigla la rete del pareggio con Gastaldo che in mezzo all'area di rigore si è girato e col mancino ha trovato il top vincente che ha bruciato Tarenzi. Roma 4, Lazio 4. 4 secondi, la Lazio la vuole buttare giù con Tarenzi, Lupi, Rodriguez la allontana
e arriva la sirena che decreta la fine del match. Roma e Lazio si dividono la posta in palio, un punto a testa nel derby della capitale, valido per il recupero della 7ª giornata del girone B della Serie A2. Siamo con Da Silva e Gastaldo. Allora, finisce questo derby 4-4, una partita dai 1000 volti, prima sotto, prima sopra, poi sotto, alla fine l'avete ripresa proprio col tuo gol. No, è stata una partita bellissima, penso uno spot per questo sport, perché chi va avanti, chi torna, poi alla fine conta chi ci mette più voglia, e poi fino a quando il cronometro non finisce le partite sono sempre aperte, quindi bravi noi e bravi loro a giocarla così apertamente. Lo sappiamo che era una partita difficile, abbiamo parlato tutta la settimana. Questa gara era una partita troppo difficile, è un derby. E faccio un complimento a tutte le squadre che abbiamo lottato fino alla fine e dobbiamo seguire così. Forse avete sentito un po' questa tensione del derby, vi ha frenato un po' questa cosa? Ma penso di no alla fine, perché poi quando si scende in campo queste sono le partite che ci piace giocare, le partite che da giocatore qualsiasi giocatore vorrebbe fare, quindi non penso sia stata la tensione, forse un po' di stanchezza alla partita di sabato, due impegni molto importanti così ravvicinati, però nulla a togliere alla Lazio che è venuta qui, ha fatto una grandissima partita, ci hanno pressato dal primo all'ultimo minuto e ci hanno messo molto in difficoltà. Quest'anno state lottando lì per la zona playoff, quanto ci credete a questo obiettivo? Prima, quando siamo arrivati, abbiamo parlato prima della salvezza, adesso che siamo così, dobbiamo seguire lavorando tutta la settimana. Questo è un pareggio, è un derby che è stato molto difficile, adesso tocca lavorare per la prossima settimana. Abbiamo pure un altro gioco difficile a casa. Grazie mille. Grazie a te. Grazie a te. Siamo con Flores, autore di 2 gol oggi nel derby, innanzitutto complimenti per i 2 gol. E una partita dai 1000 volti, l'avete ripresa bene, siete andati sul +2, alla fine la Roma è riuscita a rimontare però. Sapevamo che era una partita dura, ci siamo preparati bene tutta la settimana, ma alla fine non siamo riusciti a portarci a casa i 3 punti che erano quello che ci servivano. Però vabbè, sempre un punto è meglio di niente, no? Nel derby non si può perdere. Ora proseguite la vostra corsa verso la salvezza, ci credete insomma a questo obiettivo? Certo, ci credo io, ci crede la squadra, ci crede la società, ci crediamo tutti infatti perché stiamo lavorando bene e ci meritiamo tanti più punti di quelli che abbiamo preso fino adesso. E, vabbè, sabato abbiamo uno scontro diretto contro il Sesto in casa che dobbiamo vincere per forza per raggiungere il prima possibile l'obiettivo. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao, grazie.